Vediamo adesso un esercizio relativo alle mosse forzanti che abbiamo appena discusso. Quindi siamo in questa posizione, tocca al bianco e il vostro obiettivo naturalmente qui già siete avvantaggiati perché sapete che c'è un indicatore, perché altrimenti non sarebbe una tattica. Quindi il vostro obiettivo in questa posizione è individuare innanzitutto quali sono o qual è, se è solo uno, l'indicatore di tattica, quindi l'indicatore che ci dà una ragionevole u motivazione appunto di credere che ci possa essere una tattica nella posizione. Una volta trovato quello, ripeto, è più semplice perché già sapete che c'è, in partita dovreste farlo ogni volta che cambia la struttura o cambia radicalmente la posizione, c'è un cambiamento importante. Una volta fatto quello, seguite quello che abbiamo visto sulle mosse forzanti, quindi la strategia che vi ho insegnato sulle mosse forzanti e provate appunto a trovare una possibile soluzione. Quindi fermate il video, io aspetto qualche secondo e poi vediamo insieme la soluzione. Allora, in questa posizione, sicuramente la prima cosa che salta all'occhio è il fatto che il bianco abbia veramente tanti pezzi in attacco. Il bianco ha letteralmente tutti i pezzi pronti ad attaccare, quindi ha l'alfiere che punta sulla diagonale, la donna idem, pure la torre, pure l'altra torre e pure il cavallo. Quindi ha veramente tanti pezzi in attacco, in questo caso ne ha 5. Chiaramente abbiamo già detto 3 pezzi in genere è il numero più o meno diciamo sufficiente, ma minimo e sufficiente, nel senso che tendenzialmente 3 pezzi è proprio il numero perfetto, per poter dare matto, per poter condurre un attacco degno di essere chiamato tale. E chiaramente nel momento in cui noi ne abbiamo 5 è molto più probabile che la posizione sia vinta per noi, quindi già questo è un indicatore. Però se vogliamo stare ai 3 indicatori che abbiamo visto, sicuramente il primo è la debolezza del re, che in questo caso non sembra perché il re è abbastanza difeso, ma messo in relazione al fatto che abbiamo 5 pezzi che lo stanno attaccando, perché anche questo conta, possiamo dire che è un re mal difeso, perché un re difeso da un pezzo che è il cavallo, forse al limite possiamo dire l'alfiere, però capite bene che con 5 pezzi che noi lo stiamo con cui noi lo stiamo attaccando, un pezzo, ma neanche 2, ma neanche 3, se contassimo pure la donna basterebbe. Quindi sicuramente quello è uno. Se proprio per qualsiasi motivo voi non voleste considerare questa posizione come re debole perché volete essere molto rigorosi e il re al momento sembra ben difeso, okay, allora l'altro in questo caso che dovreste considerare sarebbe l'alfiere in E7 non sufficientemente difeso. Okay, quindi l'alfiere in E7 che è difeso dalla donna e da nient'altro. Quindi può essere un ottimo target, un ottimo obiettivo per o sacrificarci la torre e guadagnare un tempo, o attaccarlo con cavallo F5. Veramente tante cose. Quindi veramente, nel momento in cui c'è un pezzo indifeso vicino al re, naturalmente questo ci aiuta nel trovare tantissime tattiche. Ora, in questa posizione però come si trova la mossa giusta? Prima di tutto bisogna trovare appunto l'indietro le mosse forzanti, quindi quali sono gli scacchi in questa posizione? Beh, qua purtroppo non ce n'è neanche uno, neanche legale in realtà. Cioè non solo non ce ne sono di buoni, ma proprio legalmente non esiste nessuno scacco nella posizione. Quindi dobbiamo andare di catture. Ora in questa posizione ci sono 3 catture interessanti. Ci sono torre per E7, alfiere per F6 e torre per F6. Allora, premettendo che in questa posizione in realtà forse un po' tutte vanno bene, nel senso che se voi io vi assicuro che se voi vi trovate in partita a giocare in una posizione da qui, con qualsiasi di queste 3 mosse probabilmente vincereste la partita, perché state talmente bene che è molto comodo. Però, ripeto, il discorso è che in questa posizione non abbiamo un pezzo in meno, quindi è rischioso andare a fare un sacrificio che non sia giusto e occorre attenzione, okay, perché un conto, ripeto, è vincere nella pratica. Se voi siete su chess.com, ripeto, la vincete 10 volte su 10 questa partita. Però nella pratica dovete stare attenti perché dovete ehm, appunto non dovete giocare le mosse giuste, non potete permettervi di fare errori. Quindi, ehm, analizziamoli uno per uno. Ora, qual è il primo che va analizzato? Il primo che va analizzato è quello più forzante, okay, quindi è quello che obbliga l'avversario a rispondere, ehm, e gli dà meno opportunità con cui rispondere. In questa posizione qual è? In realtà un po' tutti sono molto forzanti, ma quello che più di tutti è forzante è indubbiamente torre per E7. Per quale motivo? Perché mentre su alfiere per F6, sebbene alfiere per F6 sia molto più naturale rispetto a G per F6, in ogni caso vanno analizzate entrambe, perché sono entrambe possibili. Su torre per E7 invece
l'unica possibile è donna per 7. Tutto il resto non ci interessa. È la mossa critica, donna per 7, perché contro qualsiasi altra mossa noi abbiamo letteralmente recuperato un pezzo e stiamo stravincendo, perché alla prossima mangiamo in F6 e abbiamo vinto. Quindi l'unica è donna per 7. Quindi donna per 7 analizziamo. Ora qui naturalmente va ripetuta la stessa cosa. Non è che da qui fino a qui facevamo le mosse forzanti e adesso ci inventiamo un altro metodo di risoluzione. Facciamo la stessa identica cosa. Quindi anche qui dobbiamo chiederci quali sono le mosse forzanti. Scacchi non ce ne sono. Anche qui catture ce ne sono due ugualmente forzanti, e sono alfiere per F6 e torre per F6. Entrambe obbligano alla ricatura di pedone. Qual è la prima da analizzare? La prima da analizzare probabilmente alfiere per F6, perché è quella che dà meno ehm, che sacrifica, tra virgolette, "meno pezzi", nel senso che torre per F6 è un altro sacrificio, mentre alfiere per F6 è più semplice da questo punto di vista. Ora, su G per F6, in questa posizione il nero è praticamente obbligato a ricatturare, perché se non ricattura naturalmente non può più difendersi, la posizione diventa totalmente ingestibile, quindi l'unica mossa possibile è G per F6. E qui arriviamo in una posizione in cui scacchi naturalmente non ce ne sono ancora, catture ci sarebbe torre per F6, però facciamo anche meno di considerarla perché è veramente esagerata. L'unica, quindi, possibilità che abbiamo in questa posizione non sono le catture, non sono gli scacchi, ma sono le minacce. Quindi in questa posizione noi abbiamo le minacce. E in questo caso la minaccia più pericolosa è cavallo F5, perché con cavallo F5 noi stiamo andando appunto a minacciare sia la donna sia l'entrata con il matto. Quindi questo appunto è il succo della variante, l'idea principale. E sicuramente appunto questa variante è vinta. Si vede chiaramente il nero sarà obbligato a spostare la donna e poi a sacrificarla sul cavallo, quindi qualcosa come donna E6, seguita da donna per F5. E la posizione è sicuramente vinta. Non è stravinta però, nel senso che comunque abbiamo donna per torre cavallo, quindi potrebbe esserci di meglio. A questo punto quindi possiamo tornare indietro e vediamo torre per F6, che era l'alternativa. Su torre per F6, in questa posizione, anche qui stiamo forzando G per F6. La differenza qual è? È che su cavallo F5, ora, in questa posizione, su una mossa come può essere donna E6, noi possiamo sempre giocare donna F4, con l'idea di andare sempre a dare matto, okay? Quindi il matto rimane comunque. La differenza qual è? È che se lui va a sacrificarci la donna sul cavallo, questa posizione per noi è molto più vinta rispetto all'altra, perché abbiamo l'alfiere. L'alfiere ci aiuta molto di più nello schema di matto, quindi anche se rispetto all'altra variante abbiamo del materiale in meno, questa è più semplice per noi da vincere, perché diamo matto molto più velocemente. Quindi paradossalmente avere l'alfiere è meglio di avere la torre in questa posizione, perché ci aiuta appunto a dare matto. Ora donna E6 non è necessariamente la mossa critica. La mossa critica magari potremmo considerarla donna E4, che non ci dà la possibilità di giocare appunto donna F4, ma qui anche facciamo lo stesso processo. Mosse forzanti, le prime da analizzare sono gli scacchi, e se analizzate bene vedete che c'è donna G5, F per G5, cavallo H6 matto. Quindi questo è l'esercizio molto carino, non banale sicuramente, che aveva il bianco in questa posizione. Quindi vedete come le mosse forzanti sono sempre o quasi sempre la risposta ideale per trovare una tattica.